Ancora Assessore Sanna, l'artigianato, soprattutto quello tessile, quindi non solo attività economica, non solo tradizione, non solo innovazione, ma anche studio, cultura. Assolutamente sì, non soltanto il convegno, ma negli anni ci sono state diverse pubblicazioni curate dal comune e volute anche dal museo, che raccontano il museo, che raccontano la nostra tessitura. Cito per esempio il catalogo del museo, ma cito anche pubblicazioni come Cossos e Camisas, Bertulas e Collanas, queste pubblicazioni qui, pubblicazioni che invece danno uno sguardo sugli artigiani, parlano proprio degli artigiani, di chi fa le cose attualmente a Samugheo, anche altri testi. Per esempio, ogni volta o quasi ogni volta che nasce una mostra all'interno del museo c'è anche il libro che racconta la collezione a quell'interno, cioè appunto il catalogo della mostra. Quindi badiamo anche a queste cose assolutamente, perché pensiamo che serva a razionalizzare, a capire la nostra realtà stessa. Quindi questo è sicuramente un valore aggiunto della realtà.